Play Sport che rientra a pieno titolo in un contesto in cui sicuramente l'aspetto giovanile, il pubblico giovanile è predominante. Guardi, l'azienda è vicina un po' a tutti, tutto quello che vedete come visibilità, tutto quello che trasmettiamo attraverso le immagini, i segni, le indicazioni per quanto concerne la pubblicità passa nell'area nostra siracusana da Play Sport. Quindi noi siamo un'azienda a 360 gradi, abbiamo un settore poliedrico dove iniziamo una base lavorativa che è quella dell'impianto, facciamo valutare al cliente il proprio logo, il marchio e cosa, e da lì facciamo una serie di impegni di lavoro che sviluppiamo dalle bandiere, dalle maglie e soprattutto ultimamente di nuova generazione abbiamo messo in moto il settore ricamo. Settore ricamo che siamo un fiore all'occhiello perché abbiamo delle macchine di ultima generazione che ti consentono di lavorare a pieni ritmi col massimo della precisione. E la nostra è un'azienda molto giovanile dove i ragazzi sono costantemente sotto la mia direzione e che abbiamo il piacere di collegare il tutto con delle aziende del nord attraverso comunicazione e fiere che ti permettono di portare avanti quello che è un discorso di aggiornamento e anche se siamo lontani dal nord però riusciamo a dire anche la nostra. Sono Hermes Tortali, vengo da Forlì, lavoro appunto presso la Industrial Wear che è fornitrice del marchio Piper, distribuito in tutta Italia ma da quest'anno anche sul mercato europeo e non solo. Appunto la nostra missione è quella di portare i tessuti e i materiali che sono attualmente di moda e portando nel nostro settore, quindi nel settore lavorativo, nel settore promozionale e anche lavorativo prettamente antinfortunistico. Vedo che scegliete tra l'altro come immagini di riferimento in questo caso ad esempio un bianco e nero, un richiamo a diversi decenni fa. Sì, l'azienda sembra vecchia ma non è vecchia, nel senso è nata da quasi 10 anni, e comunque siamo giovani e con un marchio, comunque uno stile di vita, di quello di seguire un sogno, un viaggio che continua nel tempo, ecco. E che parte evidentemente lontano. Esatto.